eseguita 10-15 anni dopo, però rispettando l'atto di commissione, quindi anche lì deve essere successo qualcosa perché il dipinto non è stato realizzato subito, ma è una devozione molto antica. Per esempio c'è una piccola raffigurazione del volto santo nel basamento dell'oratorio dei disciplinanti a Moneglia, e poi soprattutto c'è una grande scultura del volto santo al monastero di Monte Marcello, a Bocca di Maga, al Corvo. Il monastero, quindi quello risale alla fine del 1100, quindi da Lucca, ecco, arrivava questa. Ecco, il paragone con il volto santo, che magari è una cosa che leggiamo noi, però può essere ugualmente istruttivo, e proprio il legame con la figura di Andrea e la figura di Cristo. Grazie per aver risaltato appunto questo aspetto. Ma è un'idea che mi è venuta da poco. Infatti sul libro non c'è. Se volete chiedere se c'è qualche altra domanda. La famiglia della Costa, sì. Sono gli antenati della famiglia Costa. No, anche perché queste, allora il Costa è il nome della località, perché in Liguria, ancora nei secoli successivi, Costa voleva dire proprio la sommità delle colline, ecco. E quindi poi Costa, ci sono quelli di Albenga, ma sono quei cognomi che derivano dai toponimi. Questo infatti si chiama Andrea della Costa, che veniva dalla costa con i Costa di Borrino. No, anche la mia bisnonna che veniva da San Lorenzo, anche la mia bisnonna che veniva da San Lorenzo. Sì, e la settimana scorsa abbiamo parlato dei damaschi di Lorsica. Lorsica sono tutti dei Martini. Ecco, non è quello assolutamente.